Eccomi di nuovo qui, spaventata, insonne, sveglia. E ti vedo, madre sacra, madre violata, madre ferita, madre lordata, madre derubata, madre avvelenata, terra nostra. E so che nonostante tutto questo, la tua potenza è integra, il tuo amore è smisurato, incondizionato. Sai dare vita ad ogni seme e riposo a chi ti implora. Le tue foreste sono gloriose. Ti vorrei chiedere perdono a nome degli uomini, abbracciare e bagnare di lacrime per far crescere fiori delicati e gentili che con la loro bellezza ti dicano grazie. Madre generosa, madre potente, madre bellissima, madre guaritrice, madre misericordiosa. Eccoci qui, siamo di nuovo insieme a festeggiare il 21 marzo che non è solo la giornata dell'equinozio e quindi dell'arrivo della primavera, che salutiamo tutti sempre con grande piacere, ma soprattutto è la giornata mondiale della poesia che oltre 20 anni fa l'UNESCO ha deciso di dedicare appunto un giorno a questo bene comune, a questo patrimonio culturale che tutti noi conosciamo attraverso il percorso scolastico, al piacere personale, a una curiosità che abbiamo, oppure anche perché ci siamo cimentati. La poesia è un bene comune, è un patrimonio, proprio perché il suo linguaggio metafisico, metaforico, fuori dal tempo, è molto forte, è potente e riesce a trasmettere non solo sensazioni e quindi suscitare emozioni, ma soprattutto contenuti, concetti che colpiscono e fanno riflettere. Quindi, come ogni anno, la Biblioteca Provinciale Claudio Augusta, anche quest'anno, in una modalità remota, ma non per questo distante o lontana, ha deciso di dedicare una serie di video, il primo è quello di oggi, appunto, dedicato appunto alla poesia e soprattutto a coloro che nel nostro territorio sono attivi, si dedicano a questa arte particolare con grande dedizione, con grande sapienza e con grande curiosità. Mi riferisco in particolar modo all'associazione Lettera 7 che abbiamo conosciuto, i cui membri abbiamo conosciuto soprattutto nell'estate scorsa, quando presso il Parco dei Cappuccini, insieme all'Associazione Scrittori di Bolzano, abbiamo dato vita a 2 settimane di presentazioni, di incontri, di dibattiti con gli scrittori, le scrittrici, le poetesse e i poeti di queste 2 associazioni. Tornano con noi quest'anno con nuove poesie, con nuovi contenuti, con nuovi volti e iniziamo con oggi, la prima, diciamo, di questa serie dedicata alla poesia locale, aprendo con una poetessa, Laura Giovannini, che presenta appunto un componimento dedicato a Madre Natura. Sarà poi con noi Luciano Palestro invece che dedica il suo componimento alla bellezza nascosta. Sentiremo poi Enea Bonato che leggerà una propria poesia e una poesia anche di Sara Pirri. Gli appuntamenti successivi vedranno coinvolti anche Mugden Cejak, Carmen Gesmundo, Nina Sadeghi, poi Renato Sklaunic, Angelo Magro e ancora Roberto Marino. Roberto Marino che tra l'altro è stato ed è il grande promotore dell'associazione Lettera 7 che insieme ad Enea Bonato appunto si prodigano per mantenere vivo l'interesse nei confronti della poesia e di diffondere e valorizzare questa forma di espressione e questa forma anche di comunicazione del pensiero per tutti quanti noi molto importante e soprattutto anche per la biblioteca. Vi ricordo che in questi anni abbiamo anche così organizzato un Poetry Slam che vorremmo ripetere appena ci saranno le condizioni che ce lo permetteranno, quindi questo agone di poetesse e di poeti in diretta presso il Centro Trevi dove ci racconteranno, ci leggeranno i loro componimenti e con un grande coinvolgimento di pubblico saremo tutti partecipi nel scegliere quella che più ci ha toccato, diciamo, ecco, le corde e ci ha fatto pensare.
La Biblioteca Provinciale Claudio Augusta è presente sul territorio con prestiti e restituzioni anche in questo momento. Potete prenotare tutti i libri, il materiale che vi serve allo 0471 264444 oppure all'indirizzo info@bpi.claudioaugusta.it e ritirare i libri prenotati anche attraverso il catalogo Explora presso il centro Trevi Lab in via Cappuccini 28 nel foyer tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 20. Con questo vi saluto, ci rivedremo alla seconda puntata fra pochi giorni. Intanto un caro augurio di ogni bene a tutti quanti e a presto. Innanzitutto Luciano, grazie dell'invito. Anche tu partecipi a questa giornata mondiale dedicata alla poesia del 21 marzo e quindi sono contento che mi dai la possibilità di farti alcune domande che riguardano appunto la tua poesia. Questa tua poesia, La bellezza nascosta, che apre appunto questo disco, ma nascosta da che cosa? Dal tempo. È nascosta dal tempo perché un attimo dopo si svela. Quindi sono bellezze che ognuno ha sotto il naso, per dire, no? Ma a volte passano inosservate. Noi dobbiamo vedere quando sboccia un fiore un attimo prima com'era, no? Oppure l'onda quando si infrange, cos'era prima, mare calmo. Quindi questa è soltanto il tempo che determina questa bellezza nascosta. La bellezza c'è sempre, ma io fotografo un attimo prima. La bellezza nascosta è il sole, un attimo prima dell'alba. La bellezza nascosta è l'onda, un attimo prima di abbracciare lo scoglio. La bellezza nascosta è la luna, un attimo prima che si sveli tra le nuvole. La bellezza nascosta è un fiore, un attimo prima che si apra. La bellezza nascosta è un tramonto, un attimo prima che diventi struggente. La bellezza nascosta è un sorriso, un attimo prima che si accenda. La bellezza nascosta è il silenzio, un attimo prima che finisca l'ultima parola. Sì, è una poesia semplice, la quinta elementare, e si tratta soltanto di immaginare proprio cosa succede quando arriva la bellezza un attimo prima, cioè prima non c'era e ad un tratto arriva. Ecco, questa cosa qua è una cosa che... Ecco Luciano, un altro testo che hai scelto per questa collezione è stato Ode al vento. Io mi ricordo che tu hai raccontato qualcosa del momento in cui hai creato questa poesia, che stavi guardando una betulla attraverso un vetro, che tu non sentivi rumori, però vedevi questa betulla che si muoveva. A me ricorda questa tua descrizione il senso profondo della poesia e vorrei che tu raccontassi il momento in cui tu hai visto questa betulla, cosa ti è successo. Sì, noi diamo per scontato cos'è il vento, ma in realtà lo percepiamo soltanto sulla nostra pelle. Fa caldo, fa freddo, ma se noi lo vediamo in un modo asettico da dietro a un video, da dietro a una finestra, così, in realtà cosa vediamo? Non percepiamo il vento, ma vediamo soltanto le azioni che il vento procura. E si vede quasi questi alberi che sono animati, come se avessero un'anima, o le tende che svolazzano. È tutta una cosa che, se uno venisse da un altro pianeta dove non esiste questa atmosfera, si chiederebbe se è una magia. La betulla ondeggia come un'odalisca. I suoi enormi rami si stagliano nel cielo azzurro del primo mattino. Sullo sfondo baruffe di nuvole che giocano a trasformarsi in continuazione, per apparire agli occhi dei bambini ora come una pecora o un airone, ora come vascelli incantati che si trasformano con un soffio in mulini a vento. Ai piedi della betulla un fremito si insinua tra l'erba tenera di primavera, un rampicante percorso da un tremolio elettrizzante. Tutto è in movimento, tutto segue un'armonia, come se il tutto si muovesse al suono di note che provengono da uno spartito invisibile, una musica che dà il ritmo alle cose, sempre diversa e sempre uguale, una musica talmente perfetta da creare sgomento, una musica chiamata vento, vento che viene dal nord, portando con sé profili vichinghi, il colore delle distese di tulipani, vento che attraversa le nebbie fiamminghe, vento che si innalza gelido e sorvola le Alpi, vento che accarezza altri visi, altri corpi, prima di avvolgere a noi. Vento che viene dall'est e porta struggenti melodie zingare,
suoni di violini, falò accesi nella notte. Vento che attraversa gli oceani, alzando onde, gonfiando vele temerarie, accompagnando migrazioni di balene, giochi di delfini, facendosi graffiare d'ali di gabbiano. Vento che viene dall'Africa, coi suoi profumi di baobab, di savana, di madre natura. Vento che trasporta la sabbia rossa dei deserti, gli sguardi dei suoi predoni. Vento che sospinge barconi di migranti verso la terra promessa o verso l'ignoto. Vento che entra nei paesi nelle calde notti d'estate, attraverso i suoi vicoli, le sue strade deserte, fino alla fontana sulla piazza. La volge per un attimo, quasi a volersi dissetare, e poi riprende il suo viaggiare, si spinge nelle città, si fa brezza leggera, entra dalle finestre aperte, dà respiro e sollievo a persone dai capelli bianchi, accarezza i corpi spossati di giovani amanti. Vento che nelle notti d'inverno ulula furente sui paesi dell'Appennino come un lupo affamato e si fa cantastorie per il bambino che ascolta impaurito sotto le coperte e narra di briganti e di animali feroci, di ombre senza pace che vagano nella notte con lo sguardo felino, occhi di gatti che brillano alla luce della luna. Vento di primavera che scuote la viola, solletica la primula, ruba il profumo alla rosa, al gelsomino, al glicine e lo regala alle api con il tepore dei primi raggi di sole. Vento d'autunno, stagione della vita, non è più quello dell'estate, non è ancora quello dell'inverno. Vento che può godere di colori struggenti, ogni pianta, ogni fiore, ogni tramonto, ogni alba, ogni giorno dà il meglio di sé, come il canto del cigno. Il vento lo sa e accoglie nei suoi vortici leggeri le prime foglie, i primi petali caduti, insieme al profumo delle vigne e dei fiori settembrini, e con sé li fa volare fino a sera, illudendosi per un giorno di essere vento di primavera. Siamo qui in compagnia di Enea Bonato, il funambolo della poesia, con il quale ci apprestiamo a festeggiare il 21 di marzo come giorno mondiale della poesia. Naturalmente non c'è soltanto Enea, c'è anche il suo inseparabile gemello siamese che sarebbe la sua scatola dorata. Ecco, allora vogliamo chiedere a Enea il senso di questa scatola dorata che ti accompagna sempre nelle tue apparizioni letterarie. Non dovrei rispondere a questa domanda in realtà, perché diciamo, come si può dire, da funambolo non dovrei mai svelare i miei trucchi. Questi testi sono parte integrante della performance di strada iniziata il 7 agosto 1963 a Torino con il titolo Enea Massimo Bonato e proseguita a Orbassano, Rivalta di Torino, Kiel, Copenaghen, Merano, Amsterdam, Barcellona, Mazzone Sinistro, Rovigo, Bolzano. Ogni giorno la nuova versione di performance sostituisce e rinnova la precedente. Però approfitto che tu prima hai parlato di una tua poesia che si chiama La bellezza nascosta, cioè di questa bellezza che di un attimo prima, no? Quindi un qualcosa di evocativo e anche di promessa, ecco. Io penso che nella mia vita avrò sempre bisogno di promesse e per me questa scatola d'oro è proprio quello che per me è la poesia, cioè una promessa d'oro. Tu se vuoi chiamali gatti, li puoi trovare nelle crepe, delle cose rotte, li puoi definire strani nel loro vagare. Hanno la testa che è un buco, forse qualche mina di troppo, ma da quel buco ci passa aria che fa respirare il cuore. Polmoni cantano, gambe macinano, è la vita che gli cammina dentro e loro possono solo cantare con le fattezze a loro date. Vomitano la vita in un canto, in un disincanto lo stupore porterai a casa, un loro malfatto sentimento non aver cura delle loro parole, non vogliono lasciar traccia delle loro malfatte impronte, loro vivono in un verso d'amore di cui solo il cuore sa riconoscerne le liriche. Adesso ti vorrei chiedere sulle 3 poesie che hai presentato nel giorno dell'incisione,
Qual è la tua preferita? Sogni 9, la Metamorfosi, se fossi Europa? Qual è quella che ti ispira di più, che ti ha ispirato di più? Ma io guarda, non ho esitazione a dirti se fossi Europa. Per me, Cecco Angioleri, da cui ho preso ispirazione, per me è veramente come dire, un paletto nel mio cuore. E quindi era bello rendergli un grazie. Se fossi Europa. Se fossi Europa, arderei il mondo di uguaglianza. Se fossi Europa, lo tempestarei di pace. Se fossi Europa, il annegherei di accoglienza e abbracci. Se fossi Europa, lo manderei nel profondo della vita vera. Se fossi Europa, sarei allora Gioconda che tutti gli europei imbrigherei, metterei nei guai con la mia serenità. Se fossi Europa, sai che farei? A tutti mozzarei lo capo a tondo, per poi riappiccicarlo subito di nuovo con più capelli, però. Se fossi Europa, anderei da mio padre. Se fossi Europa, fuggirei da lui. Similmente faria da mia madre. Se fossi Europa, come sono e fui, torrei le idee giovani e leggiadre, le vecchie e laide lascerei altrui. Però se fossi Europa è veramente un desiderio profondo dentro di me. Io voglio essere Europa.